Dobbiamo mantenere il livello di sicurezza reale e percepita che abbiamo realizzato, continuando a lavorare in sinergia fra pubblico e privato. Con la stagione turistica alle porte, la sicurezza torna ad essere un tema al centro del dibattito a Jesolo. 27.000 residenti che d'estate possono crescere fino a diverse centinaia di migliaia di persone. In altre parole, nel periodo di massima affluenza turistica, Jesolo diventa la città ampiamente più popolosa del Veneto e sulla sicurezza era incentrato l'incontro promosso dalla Confcommercio e i rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Nel 2025 abbiamo sperimentato in maniera positiva le zone rosse che sono già iniziate in alcuni periodi di questa prestagione. Il Comune attraverso la Polizia Locale ricomincerà con la chiusura dei 6 accessi al mare nella zona di Piazza Mastini con l'inizio della ZTL, quindi dal 23 di maggio. Entrerà in vigore come sempre il divieto di consumo e detenzione di sostanze alcoliche in suolo pubblico. Ci saranno una serie di altre scelte localizzate come ad esempio l'autoregolamentazione degli orari dell'attività dei chioschi nella zona di Piazza Mastini che ovviamente è il grande attenzionato. La recente tragedia di Crans-Montana ha riportato al centro del dibattito anche il tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento e in questi termini si inquadra il progetto Qui si balla sicuri, una certificazione di qualità destinata a quegli esercizi che supereranno specifici controlli e verifiche. La collaborazione è a 360 gradi, quindi dal personale formato al fatto di avere un filo diretto nel momento in cui dovesse succedere un problema e tutte quelle pratiche operative che aiutano a lavorare sia noi che le forze dell'ordine. L'altra cosa poi che ci preoccupa un pochino, diciamo, è il discorso un po' dell'abusivismo. E se nel territorio iesolano è un po' meno sentito, nell'entroterra invece è molto ma molto più sentito. Tirando le fila dell'incontro, Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà Jesolo, sottolinea l'importanza di una collaborazione a 360 gradi che va dagli imprenditori alle forze dell'ordine, ma ribadisce una richiesta. Una delle cose che noi chiediamo è che l'inizio stagione poter avere qualche rinforzo in più, perché è fin dall'inizio della stagione che si fa capire a chi pensa di vivere la città in maniera non corretta che Jesolo non ti dà la possibilità di far questo. Ecco, dobbiamo cercare di limitarlo in tutte le maniere. La perfezione non l'avremo mai, ma in questi anni la collaborazione ha raggiunto già obiettivi molto, molto importanti.